Questo incontro è nato un po' per caso perché ci siamo conosciute proprio in questa occasione. Noi dell'Associazione Amici di Vittorio Veneto già da molto tempo volevamo dedicare un evento per Teodoro Carnielli, che è stato un grande imprenditore vittoriese. Però coincideva quest'anno anche con il centenario della vittoria del Tour de France di Ottavio Bottecchia, per cui abbiamo chiesto la collaborazione alla Presidente della Proloco di Collumberto di poter fare insieme questo evento e parlare di questi due personaggi. L'obiettivo è proprio quello di far conoscere questi personaggi, soprattutto i giovani, perché poi saranno loro a continuare nel ricordo, ma anche nel trarre da questi personaggi qualcosa che possa servire anche loro nella loro vita. E quindi lo scopo è appunto di far conoscere la storia di questi due grandi personaggi, perché molti non la conoscono, e anche per me è stata una sorpresa studiando entrambi i personaggi, che ci hanno appunto arricchito e sicuramente servirà ai giovani. Teodoro Carnielli, il messaggio che io vorrei trasmettere ai giovani è la forza, la determinazione di andare avanti nei progetti della propria vita. Così hanno fatto loro in situazioni molto difficili, perché vivevano in un'epoca dove non c'era nulla di quello che noi abbiamo ad oggi. E Teodoro Carnielli è partito praticamente da zero, affrontando anche 2 guerre, e quindi con una grande difficoltà è riuscito a andare avanti lo stesso. È questo che voglio trasmettere ai giovani, di non arrendersi mai, ma continuare per i loro obiettivi e realizzare i loro sogni. Bottecchia è stato considerato da molti un precursore di un ciclismo completamente diverso, che è stato alle origini e agli albori di quello che poi probabilmente è anche il ciclismo di oggi. Tanti lo descrivono come un ciclista eroico, romantico, ha corso e percorso chilometri su strade disastrate, dove assolutamente non c'era né un sostegno né un supporto dal punto di vista meccanico, medico, di alimentazione, di nutrizionisti, eppure non si è mai arreso. Quindi mi collego con quello che diceva Maria Grazia. Il messaggio che sicuramente si vuole lasciare è quello di perseverare e di continuare, di non mollare mai. Alla fine loro sono usciti da un'epoca difficile, in un contesto storico complicato, ma sono emersi, sono state delle figure di riscatto per loro, ma anche per il contesto sociale nel quale vivevano, e hanno dato una possibilità di parlare di futuro laddove il futuro era un grandissimo punto di domanda, si usciva da una grande guerra. Quindi chi meglio di loro, 2 personaggi così imponenti, importanti, per dare messaggi di speranza, perché comunque di speranza si ha sempre e pur sempre bisogno.